Per apporre la mia firma anche a questo emendamento, a scanso di equivoci su eventuali ritiri su richiesta del Governo. Io vorrei ricordare all'Aula che questo emendamento dice che i pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 novembre 2013 eccetera eccetera, sono effettuati entro il 30 giugno 2014 senza applicazione di sanzioni ed interessi. La verità è che con questo emendamento non si stanno chiedendo soldi allo Stato, ma si sta rinviando il pagamento dei tributi al 30 giugno 2014 senza pagamento di interessi. Punto primo. Punto secondo, sono passati 4 mesi e un giorno da quell'alluvione e ancora non ci sono provvedimenti strutturali per sanare le ferite lasciate da quell'alluvione, né nelle case private, né nelle infrastrutture già deboli della Sardegna, né nell'apparato produttivo già distrutto della Sardegna, distrutto dalla crisi evidentemente e non solamente dall'alluvione. Io mi chiedo quanto tempo ancora dobbiamo aspettare per i provvedimenti strutturali sull'alluvione in Sardegna. Se a 4 mesi e un giorno di distanza è ancora il tempo di dire che dobbiamo costruire fondi per le calamità naturali, cosa stiamo aspettando a costruire i fondi per le calamità naturali? Mi chiedo se 90 milioni di ritardato pagamento possono essere a 90 milioni di ritardato pagamento possono essere apposti ragionamenti sulla tenuta del bilancio pubblico e opinioni negative della Ragioneria dello Stato, quando la Ragioneria dello Stato dà il via libera a 614 milioni per le missioni militari votate in rapidissima esecuzione, tagliando anche la discussione in aula e mettendo pure la fiducia per strozzare definitivamente la discussione sugli emendamenti. Cioè è un problema di volontà politica e la volontà politica evidentemente non c'è, non c'era da parte dello scorso governo e non c'è da parte di questo governo. E allora non può essere chiesto l'accantonamento di emendamenti di questo tipo, che sono una goccia nel mare, che sono il nulla rispetto a quello di cui avrebbe bisogno la mia terra in questo momento e che i cittadini sardi stanno aspettando da 4 mesi e un giorno. Allora, fatemelo citare Giorgio Gaber, io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Fatemi valorizzare la prima parte della frase per una volta, perché ci si sente discriminati. Non è accattonaggio, ci si sente discriminati dalle decisioni del governo e dal trattamento che lo Stato italiano riserva a quella regione.